Un gioiello di architettura e tesori artistici nel cuore di Selargius. È la chiesa parrocchiale dedicata a Maria Vergine Assunta, costruita nel 400 in stile tardo gotico e impreziosita nei secoli successivi grazie alla maestria di artisti e artigiani in arrivo dalle botteghe più famose del tempo. Siamo nella chiesa di Maria Vergine Assunta, Selargius, una chiesa di grande interesse, una chiesa monumentale che già dall'esterno appare in tutta la sua grandezza. Si tratta di una delle parrocchie più antiche del centro di Selargius, anche se probabilmente non è quella del primo impianto. Si dice che San Giuliano, la vicinissima chiesa romanica, fosse in origine l'antica parrocchiale. Poi ovviamente aumentando il numero della popolazione si è reso necessario realizzare una struttura più capiente. La tradizione dice che la chiesa sorge nel XV secolo, però i documenti d'archivio partono dal 1525. Solo da quella data sappiamo per certo che esisteva una parrocchiale. Poi abbiamo tutta una serie di interventi nel corso del Seicento, soprattutto nel primo Seicento. Lavori che sembrerebbero di ampliamento, di rifacimento, di rimodernamento di una chiesa che ormai forse era diventata ancora di nuovo troppo piccola. E nel 1604 sono proprio gli ultimi documenti che sono stati ritrovati in parte dall'architetto Schirru, in parte dalla dottoressa Farci. Sono stati ritrovati questi documenti che ci fanno sapere che dei 3 famiglie di Picapedrer, allora i muratori, i costruttori venivano chiamati così alla spagnola, i Picapedrer, la famiglia soprattutto dei Barrai e dei Pinna, che erano tra le famiglie più importanti, erano cagliaritani, dei quartieri di Villanova, che intervengono anche qui a Selargius e che realizzano, lo dice il documento, oltre col completamento della chiesa di allora, questa bella volta, questa volta a padiglione, che ha queste caratteristiche, diciamo che è la struttura più antica che resta della chiesa seicentesca, e sono queste voltine, vedete, queste mezze voltine a crociera di gusto tardogotico che sono presenti in moltissime chiese costruite proprio dai Barrai. Anche la chiesa dei Carmeli di Cagliari, che purtroppo venne distrutta dai bombardamenti del 43, aveva una cappella con queste caratteristiche, probabilmente della stessa famiglia Barrai. L'ingresso principale della chiesa, nota come Sagresia Manna, è sulla piazza omonima. La facciata in stile neoclassico, sormontata da un timpano triangolare, non è quella originale, ma risale a un rifacimento dell'Ottocento. Alla sua sinistra vediamo il campanile a base quadrata, costruito nel 1860 in sostituzione di quello più antico, alto circa 36 metri, con 3 campane. Si accede all'interno della chiesa attraversando un grande portone architravato, creato nel 1670 da Salvatore Pinna e affiancato da 2 colonne doriche di granito grigio e 2 grandi nicchie. Lo spazio interno è una navata unica, con volte a botte, realizzata nel Settecento dal maestro Giuseppe Boi, in sostituzione della vecchia copertura, e decorata nel 1927 con dipinti di figure sacre e disegni ornamentali. In ogni lato della navata ci sono 3 cappelle, aggiunte nel Seicento. Quelle di destra sono dedicate al Crocifisso, alla Vergine d'Itria e a San Giuseppe. Quelle a sinistra sono dedicate a Sant'Antonio, al Sacro Cuore di Gesù, a Nostra Signora del Rosario. Tra gli arredi più antichi, ecco quello forse che notiamo subito, sono gli arredi marmorei. Abbiamo un bel pulpito in marmo intarsiati, un bellissimo altare tridentino monumentale, sappiamo anche la data e il nome, e queste opere in marmo venivano realizzate da dei marmorari, in questo caso erano lombardi, Giovan Battista Franco è l'autore di questo altare. Siamo negli ultimi anni del 1700, 1786-96, più o meno, insomma negli ultimi anni, però probabilmente il paliotto, che mostra delle caratteristiche un po' più antiche, è opera invece di un maestro che ha operato qui a Selargius precedentemente, Pietro Pozzo, che realizza nel 1729
la bella fonte battesimale che si trova nel transetto destro, Pozzo Genovese, e arriva quando si sta rifacendo la cattedrale di Cagliari. È stata ricostruita nelle forme barocche che noi vediamo e vengono chiamati questi maestri dal Genovese per realizzare tutto l'arredo in marmo della cattedrale di Cagliari. Qual è l'opera più antica in assoluto che troviamo? Quella particolare pannello che vediamo sopra la porta d'ingresso alla sagrestia, che è la parte residua, purtroppo l'unica, di un retablo pittorico che caratterizzano le chiese del 4 e 500 in Sardegna. Non conosciamo l'autore, ma siamo quasi certi che si trovava nell'altare maggiore dell'antica chiesa di Salargius, sempre dedicata alla Beata Vergine Assunta. Infatti il pannello cosa raffigura? Raffigura la Dormitio Virginis, cioè l'Assunta, però secondo la tradizione antica bizantina, di origine bizantina, cioè la Madonna che dormiente, in attesa della resurrezione, della resurrezione, insomma, di essere portata in cielo anima e corpo il giorno appunto 15 agosto, come viene festeggiata. Un'altra opera molto interessante che caratterizza l'arredo di questa chiesa è l'altare dedicato alla Vergine del Rosario, che si trova nella prima cappella vicino al pulpito. Circa 20 anni fa, un po' di più, nel 98, venne restaurato e nel momento dello smontaggio, già così vedendolo a occhio, si capiva che era il frutto dell'assemblaggio di parti di epoche diverse. Lo smontaggio e l'intervento di restauro ha dato conferma di questo. Si tratta dell'assemblamento di opere appartenenti a 3 periodi diversi. È documentato già nella seconda metà del Cinquecento una commissione data a Orsino Bonocore, che era un pittore napoletano che però aveva la sua bottega a Cagliari, che viene incaricato di completare il lavoro di un retablo che era stato iniziato da Pietro Mainas, figlio del più noto Antioco, autori di tantissimi retabli nella seconda metà del Cinquecento e anche nella prima metà. Evidentemente lo lascia incompleto e nel 1573 interviene Ursino Bonocore. Potrebbe essere la parte più antica di questo altare appartenente a quest'epoca, quindi alla fine del Cinquecento, e si tratta della parte dei tondi in bassorilievo raffiguranti gli episodi, i misteri del Rosario, quelli gloriosi, che sono stati dipinti anche dietro, perché quando li abbiamo smontati dietro abbiamo visto che ci sono delle parti dipinte, cioè dipinte sono appena abbozzate il disegno preparatorio e le cornici. È probabile, queste sono ipotesi, ovviamente i documenti non ce lo dicono, che intorno alla metà del Seicento, quando la chiesa, come abbiamo detto, viene ristrutturata, viene ampliata, ci sono diversi lavori di rifacimento delle cappelle, l'altare sia stato smontato e quando venne rimontato, siccome la cappella era più grande, vennero aggiunti altre parti, come i misteri dolorosi, che sono di un'epoca già seicentesca. Poi c'è una terza fase, che è quella quasi conclusiva, dove viene rifatto, e siamo già almeno nella metà del Settecento, la parte delle cornici del fastigio superiore. Al centro non si trovava la nicchia che c'è adesso, ma una nicchia più piccola che conteneva un simulacro a cannuga della Madonna del Rosario che la confraternita ancora attiva, ancora attualmente esistente, aveva sistemato nell'altare, perché era la cappella della Arciconfraternita. Poi già nell'Ottocento, e qui siamo già in epoca abbastanza tarda, viene sostituita la nicchia centrale e viene realizzata questa nicchia che è spropositata in confronto a tutto il resto dell'altare, ma viene fatta così grande per poter inserire il gruppo scultoreo proveniente da Napoli della Madonna del Rosario. E siamo già alla fine del Settecento. Mancano i misteri gaudiosi. Noi ci siamo chiesti: ma come, i misteri del Rosario? C'erano anche i misteri gaudiosi, perché abbiamo trovato durante il restauro dei frammenti con due episodi dei misteri: la visitazione di Maria alla cugina Elisabetta e l'Annunciazione, che evidentemente si trovavano forse intorno alla nicchia centrale. Poi abbiamo dei quadri importanti, interessanti. Abbiamo questo quadro che è la Madonna del Carmine, perché è la Madonna che, diciamo, viene invocata dalle anime purganti e lei intercede per queste anime presso il Figlio. Non se ne conosce l'autore, però è datato al Settecento ed è un'opera insomma di un certo interesse.
Abbiamo diverse opere nella sagrestia, è quasi una piccola pinacoteca dove ci sono opere anche lì abbastanza interessanti, soprattutto una seicentesca dove c'è la figura della Trinità che poi viene bandita nel Seicento perché è considerata eretica, dove la Trinità è raffigurata tipo Giano Bifronte con una testa con tre visi, ecco, che poi viene bandita dalla Chiesa e quindi questo ci consente di datarla almeno al primo Seicento. Per finire, ma non perché siano meno importanti, ma solo perché non sono visibili purtroppo, se non quando il sacerdote li utilizza nelle grandi cerimonie, ci sono gli arredi in argento, che sono veramente preziosi e molto belli e dimostrano come proprio la Chiesa fosse ricca e fossero generosi anche i fedeli che probabilmente contribuivano ovviamente alla realizzazione di queste opere. Abbiamo uno stupendo ostensorio con nella base addirittura raffigurato l'episodio del sacrificio di Isacco, tutto realizzato in scultura in argento. Poi abbiamo dei pezzi molto belli già ottocenteschi della prima metà dell'Ottocento di un grande argentiere, anche lui genovese, trapiantato però a Cagliari, Luigi Montaldo, che realizza un bell'incensiere con la navicella portaincenso che era corredo, cioè l'uno non poteva stare senza l'altro. Quadri, sculture in legno e marmo e dettagli architettonici completano il grande patrimonio della chiesa parrocchiale di Selargius, oggi preziosa testimonianza dell'arte sacra in Sardegna attraverso 5 secoli.